Questa trasmissione è offerta da Tecno2. Buonasera e ben trovati a un'altra puntata di Economy FVG. Ottobre è il mese dell'educazione finanziaria e proprio di questo parleremo questa sera in diretta con i nostri ospiti che vi presenterò tra poco. Prima però facciamo un passo indietro perché oggi a Roma Alleanza Assicurazioni ha presentato Edufin Index. Che cos'è? Il primo osservatorio sulla consapevolezza e sui comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani. Un progetto che è stato realizzato appunto da Alleanza Assicurazioni del Gruppo Generale insieme a Fondazione Mario Gasbarri con il contributo scientifico di SDA Bocconi. Grazie ad esperti e professionisti del settore sono stati presentati i risultati con un focus sui comportamenti, le attitudini e gli atteggiamenti degli italiani per quanto riguarda appunto l'educazione finanziaria. Che cosa emerge? Beh, che gli italiani sono interessati delle loro finanze ma che non hanno una sufficiente consapevolezza e quindi devono molto spesso affidarsi a degli esperti. Insomma, un osservatorio molto particolare, come dicevo, il primo in Italia che è stato presentato oggi a Roma. Partiamo da qui, appunto, da Edufin Index, andando a vedere questo servizio che ci racconta un po' quelli che sono i risultati emersi da questo osservatorio e poi ci fa sentire anche le parole dei protagonisti di Alleanza Assicurazioni. Allora, vediamo il contributo intanto. Gli italiani tengono le proprie finanze e reputano importante investirle e assicurarle, ma nel paese il livello di educazione finanziaria e assicurativa non raggiunge la sufficienza. E questo è uno degli aspetti che emergono dal primo osservatorio Edufin Index di Alleanza Assicurazioni, Fondazione Gasbarri e SDA Bocconi su consapevolezza, comportamenti finanziari e assicurativi. Iniziativa organizzata nell'ambito del mese dell'educazione finanziaria, sostenuto dal Mise. Secondo lo studio, gli italiani raggiungono complessivamente un livello di Edufin Index pari a 55 su 100, 5 punti sotto la sufficienza fissata a 60. A questo si accompagna anche una non corretta percezione del rischio, 47 punti su 100. Necessario dunque, sottolinea l'osservatorio, migliorare il livello di educazione finanziaria e assicurativa degli italiani, che tuttavia quando ritengono di non possedere le giuste competenze per investire in autonomia, nell'80% dei casi si rivolgono ai professionisti del settore, come consulenti assicurativi e banche. Dall'osservatorio emergono inoltre alcuni gruppi definiti più fragili: casalinghe, non occupati, studenti, donne con livelli tra il 48 e il 52 su 100. Le donne dimostrano comunque un interesse elevato a informarsi e a comprendere le tematiche finanziarie e assicurative, avendo la propensione di affidarsi maggiormente a specialisti del settore. Focus poi sugli under 25. La generazione Z, pur con bassi livelli di conoscenze e comportamenti poco strutturati per accedere ai mercati, utilizza siti internet e app finanziarie per informarsi e investe più della media in criptovalute, 16% contro il 7%. Per la prima volta sono state indagate anche le conoscenze finanziarie e assicurative dei nuovi italiani, cittadini filippini, sudamericani e rumeni residenti nel nostro paese, attraverso interviste effettuate in lingua madre. L'indicatore, che misura il loro livello di conoscenza legato a questi temi, ha raggiunto un livello pari a 46 su 100. I livelli più elevati invece sono stati registrati tra coloro che hanno una buona padronanza della lingua italiana, 65 su 100, un altro reddito, 73 su 100, e vivono da molti anni nel nostro paese e risultano ben integrati nella comunità in cui vivono. Dottor Passero, Alleanza, in collaborazione con SDA Bocconi, oggi presenta Edufin Index. Quali le principali evidenze? Allora, oggi abbiamo presentato Edufin Index. Edufin Index è un indicatore del livello di conoscenza, di competenza e relativi comportamenti degli italiani e di tutta la popolazione rispetto ai temi della finanza e dell'assicurazione. È un indicatore che vogliamo misurare tutti gli anni per vedere quanto il Paese nel suo complesso progredisce su questo importante aspetto, che ha rilevanza e stretta connessione col livello di benessere anche della popolazione e con la mobilità sociale. Il livello di quest'anno, che è la prima rilevazione, è 55 in una scala da 1 a 100, quindi siamo, ahimè, sotto la sufficienza. Questo già lo sapevamo. Era noto anche da altre ricerche. Quello che emerge, ed è la novità di questo, è che misuriamo anche il livello di consapevolezza
e comportamento. Ecco, la consapevolezza è alta, 2 italiani su 3 sanno di non sapere e questa è una buona notizia perché c'è spazio evidentemente per apprendimento. Dall'altro questa consapevolezza porta ai comportamenti che sono più composti, più attenti, più prudenti, proprio a compensare questo deficit di conoscenza. Quindi possiamo dire che gli italiani con il fare tendono a compensare quello che non sanno. La novità poi di questa rilevazione è che rileviamo anche quanto l'educazione finanziaria sia diffusa o meno diffusa presso i nuovi italiani, che ormai sono l'8% della popolazione, quindi abbiamo fatto una rilevazione sulle principali comunità, cioè quella filippina, sudamericana e rumena. E anche qua si conferma, ahimè, in maniera ancora più forte la necessità di investire sull'educazione finanziaria, perché questo è un forte fattore, come emerge dalla ricerca, anche di integrazione sociale. Tanto è vero che coloro i quali in queste comunità hanno un maggior livello di educazione finanziaria hanno anche un maggior livello di integrazione all'interno della comunità in cui vivono. Ecco, questo è un segno, culmina in qualche modo l'impegno di Alleanza per l'educazione finanziaria, ma voi avete da anni attivato un piano nazionale di educazione finanziaria e assicurativa, ci racconta di più? È corretto, noi ormai da un paio d'anni stiamo investendo, dando il nostro contributo con un programma che abbiamo chiamato Programma Nazionale di Educazione Finanziaria e Assicurativa, dando un contributo appunto allo sviluppo dell'educazione finanziaria nel Paese, peraltro in collaborazione con gli operatori pubblici, con le istituzioni, in particolare con IVAS, con Banca d'Italia abbiamo fatto iniziative. Noi organizziamo dei seminari gratuiti aperti a tutta la popolazione e ne abbiamo organizzati più di 700 negli ultimi 2 anni con la partecipazione di centinaia di migliaia di persone. Ne abbiamo fatti anche in lingua madre proprio per le comunità a cui facevo riferimento prima, perché questo meritano anche loro particolare attenzione. Io credo complessivamente che sia uno sforzo che nel Paese debba essere fatto dalle istituzioni pubbliche, ma anche i grandi operatori privati quali noi siamo si debbano mettere in gioco. EduFinIndex ha lo scopo poi di misurare i risultati che si ottengono, quindi quest'anno è stata la prima rilevazione, ci ritroveremo l'anno prossimo e speriamo, auspichiamo che questo indicatore da 55 sia salito. E questi insomma erano i risultati che sono emersi dall'osservatorio, da EduFinIndex, realizzato da Alleanza Assicurazioni e presentato oggi a Roma. Come vi dicevo, tra poco ne parleremo con i nostri ospiti che vi presenterò. Vi ricordo che questa sera siamo in diretta, il numero in sovraimpressione, potete mandare i messaggi e contribuire insomma anche attraverso SMS e WhatsApp alla discussione di questa sera, magari chiedendo anche ai nostri ospiti qualche consiglio, perché più se ne sa in ambito finanziario e meglio è. Ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, torniamo tra poco per la discussione in studio. Di nuovo in diretta con Economai FVG, ve l'avevo promesso prima della pubblicità e allora vi presento gli ospiti che saranno con noi questa sera, a cominciare da Mario Crosta, direttore generale di Civibank. Buonasera. Buonasera. Buonasera anche all'avvocato Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi. Buonasera a voi e buonasera a tutti i telespettatori. E buonasera e bentornato anche a Mario Fumei, private banker di Finecobank. Buonasera a tutti. Allora, lo avete sentito, prima abbiamo sentito anche le parole dell'amministratore delegato di Alleanza Assicurazioni Davide Passero, insomma abbiamo visto i numeri che insomma non ci mettono proprio in una posizione di sufficienza, ecco, per quanto riguarda l'educazione finanziaria. C'è ancora molto da fare, io parto dal direttore Crosta, voi come Civibank sicuramente state cercando anche un rapporto con i vostri clienti, con i vostri correntisti, in particolare anche da questo punto di vista, perché com'è il rapporto anche per capire qual è la consapevolezza di chi viene in banca da voi e quanto ne sa? Dunque, sicuramente come banca locale cerchiamo di fare anche questo tipo
di attività di supporto per favorire la conoscenza tanto degli strumenti finanziari ma anche della parte dei finanziamenti che tanto le imprese che le persone fisiche vengono a richiedere. Facciamo sostanzialmente del nostro lavoro curando in modo particolare, in modo molto importante la formazione di tutti i nostri collaboratori che lavorano nelle filiali. Cerchiamo proprio che ci sia sempre un dialogo molto aperto, molto franco con la clientela, in modo tale da andare a capire i profili che le persone hanno, le propensioni che le persone hanno e di conseguenza proporre la modalità di investimento che è più opportuna. Una delle domande che attualmente le nostre filiali si sentono maggiormente fare riguarda anche la parte finanziamenti, perché la domanda classica di questi periodi, considerando l'andamento dei tassi, è tasso fisso o tasso variabile, per cui si cercando di capire appunto la propensione delle persone cosa è meglio consigliare. Ecco, a proposito di domande, ricordo che potete mandarci messaggi 345 9956 897, lo vedete in sovraimpressione il numero WhatsApp e messaggi. Allora direttore, dia anche una risposta o provi a darla, insomma, tra fisso e variabile, che sicuramente è una, come diceva lei, delle domande che va per la maggiore, anche se la risposta immagino non sia così facile. La risposta che diamo rispetto a questa domanda è che dipende un po' dalla propensione delle persone, se uno è a reddito fisso, se è un reddito autonomo, un reddito variabile, se uno ha carico familiare. Certo che un dato importante che sta sempre più emergendo, magari poi potremo tornarci su questo argomento, sono anche le coperture assicurative delle famiglie, perché in base anche alle coperture assicurative che le famiglie o anche le imprese hanno si possono dare dei consigli maggiormente adeguati, maggiormente opportuni. Consapevolezza, Puschiasi, significa anche mettersi al riparo da eventuali truffe e raggiri, e lo vediamo ormai purtroppo è notizia di quasi tutti i giorni, dalla piccola truffa a quella grande. L'abbiamo vista quella sulle criptovalute in settimana, un'altra sulle criptovalute molto importante, è al centro insomma, delle indagini delle procure di Pordenone e di Treviso. Essere consapevoli significa anche evitare di cadere in tranelli che ci arrivano sul tablet, in email tutti i giorni. Assolutamente sì. Allora, abbiamo vissuto negli anni passati alcuni scandali finanziari che hanno lasciato il segno nei risparmiatori, e questo però ha anche accresciuto quella consapevolezza della necessità di dover accrescere la cultura finanziaria. Tanto bisogna ovviamente ancora fare, però sicuramente c'è un approccio diverso da parte del risparmiatore anche nei confronti della banca. Purtroppo ad oggi però scontiamo il tema della desertificazione bancaria cosiddetta, cioè del fatto che in tanti paesi si stanno chiudendo tanti sportelli che erano un po' anche il riferimento per il consumatore, erano un luogo dove sapevano che potevano attraverso un rapporto di fiducia avere un confronto con un tecnico della materia. Quindi la gente un po' anche con il Covid si è sentita sempre più sola. Una serie di fenomeni ha portato a rivolgersi sempre di più alla rete, anche perché tante volte si pensa nella rete di poter trovare tutte le risposte ai nostri quesiti, ma purtroppo c'è anche tanta disinformazione nella rete o informazione distorta. A questo si sommano pure le email, le telefonate che quotidianamente riceviamo, dove ci propinano degli investimenti, delle società magari mai sentite prima, però degli investimenti su azioni molto blasonate o dal nome altisonante. Purtroppo le denunce sono tantissime che arrivano ai nostri sportelli e riguardano soprattutto sia giovani che persone anziane, che si sono rivolte a questi sistemi credendo di poter trovare lì una risposta alla loro magari insicurezza, ecco, nella gestione degli investimenti e magari una soluzione alternativa rispetto alla banca, ma purtroppo lì hanno trovato la fine di tanti loro risparmi. E notiamo come gli investimenti andati in fumo mediamente per soggetto che si rivolge da noi si aggira a circa 60-100 mila euro, quindi stiamo parlando di somme molto molto importanti che le persone affidano a queste società che fanno credere loro di investire questi soldi su piattaforme
chiedono a loro di installare sul loro PC questa applicazione AnyDesk, che è un'applicazione che permette a questi criminali di inserirsi nel loro computer e di operare direttamente anche sull'home banking, purtroppo, e gli chiedono di fare anche delle operazioni di bonifico su conti che solitamente non si trovano in Italia, si trovano in Estonia, Lituania, Polonia, anche Irlanda. Quindi i soldi nel momento in cui vengono bonificati purtroppo escono dai confini dell'Italia, ma insomma al 99% è molto difficile andare a recuperarli. Quindi in questi casi è importantissimo denunciare, ma denunciare tempestivamente. Allora coinvolgo Fumei perché stanno già arrivando alcuni messaggi. Dopo la decisione della BCE di alzare i tassi di interesse, che dite, è il momento giusto per acquistare BTP o mi conviene aspettare ancora? Scrive Francesco da Trieste. Fumei, approfittiamo. Insomma, il BTP è sempre stato un mantra per gli italiani, no? Perché ha avuto sempre dei tassi di interesse nel passato estremamente elevati. Sto parlando prima degli anni 2000, quando i tassi di interesse erano elevatissimi. Questo tra l'altro, proprio perché parliamo di educazione finanziaria, secondo me è stato uno dei motivi proprio per non incentivare le persone ad informarsi, perché quando tu hai un tasso di interesse molto elevato, perché lo Stato ti dà questi tassi così promettenti, così interessanti, evidentemente non ti informi e vai direttamente sui titoli di Stato. Per tornare uno degli elementi, poi magari se torniamo sul discorso ne dico a qualcun altro. Oggi direi che indubbiamente i tassi di interesse sono aumentati, potrebbe essere interessante investire, però direi che anche qui va fatta una cernita. Vi faccio un esempio. Oggi in questi prossimi giorni ci sarà l'emissione del BTP Italia, che è un BTP che ha un'indicizzazione interessante all'inflazione. Quindi in periodi di alta inflazione come adesso uno potrebbe essere incentivato ad investire in un BTP che effettivamente poi dà dei tassi di interesse elevati se l'inflazione resta elevata. Però vediamo che già dal discorso di oggi che ha fatto la BCE sembra che piano piano, per effetto stesso di questo elemento che procura l'inflazione di scarso consumo, perché quando aumentano i prezzi la gente spende di meno, evidentemente può essere anche che l'inflazione non sia poi così elevata come pensiamo. Quindi andiamo a investire su un BTP che ci promette dei tassi che poi non avremo. Quindi, per carità, potrebbe andare bene anche al BTP. Io propenderei per fare un ragionamento prima di investire sul BTP. Ecco, questo è il mio discorso. Magari fare un ragionamento affidandosi non allo zio Gino o al cugino, ma a qualcuno che se ne intende di queste cose, no? In banca o un consulente finanziario. Sì, un altro messaggio, questo potrebbe essere per il direttore Crosto. Ho parecchio contante sul conto corrente, dalla banca mi prestano per investire, ma l'ultimo investimento senza rischi mi ha fatto perdere quasi 1.000 euro su 10.000, non mi fido più. Lucia da San Daniele. Probabilmente non era propriamente un investimento senza rischio. Poi c'è una regola di base che deve essere sempre ricordata, che ad alto rendimento corrisponde un alto rischio, non si può sfuggire da questa regola. Certo che anche il fatto di rimanere fermi con i soldi in conto corrente, con un tasso di inflazione che proprio oggi BCE ricordava essere mediamente a livello europeo al 9-90%, significa che tenere lì i soldi comunque c'è una perdita. Sicuramente bisogna entrare sempre nell'ottica di affidarsi a qualcuno che ne sappia un po' di queste materie, e l'ottica della diversificazione è un'ottica assolutamente fondamentale. Per quanto riguarda il contante, una questione fondamentale è anche capire le necessità, capire la riserva alla quale uno potrebbe aver bisogno di attingere nel tempo, proprio per evitare che venga fatto un investimento e nel momento in cui c'è bisogno della liquidità lo smobilizzo dell'investimento stesso magari comporti una perdita. Per cui ecco, un buon mix
che deriva da un'adeguata attività di consulenza è la cosa assolutamente migliore. In modo telegrafico vi chiedo questo, ha parlato di contante, c'è molto dibattito, adesso il governo vuole innalzare, diciamo, il limite dell'uso del contante portandolo a 10.000 euro, voi come la vedete? Crosta. Ma io vedo che si tratti, cioè anche la gestione del contante è un costo di per sé. Per cui io vado molto bene anche quando mi fermo da qualche parte, posso pagare il caffè con la carta di credito senza dover sempre avere le monete, i soldi, le banconote che sono al di là di qualsiasi altro tipo di valutazione. Io credo che la moneta elettronica sia una cosa assolutamente favorevole. Ecco, dall'altra parte c'è qualcuno che gira con 6-7 mila euro per pagare qualcosa, insomma, potrebbe essere possibile, insomma. In realtà i tempi sono cambiati, quindi se parliamo di consumatori la maggior parte insomma, ha preso dimestichezza con le carte, anzi le trova appunto molto comode, quindi credo che forse i problemi siano altri in questo momento, non il contante. Fumei? Secondo me il limite al contante non contrasta con l'utilizzo della carta, voglio dire, questo limite al contante in fondo serve per comportamenti per evitare comportamenti delittuosi, capisco e per carità sono anche d'accordo, però ritengo che far girare il contante non sia contrario comunque all'utilizzo delle carte, cioè per me va fatta proprio anche qui un'educazione sull'utilizzo della carta. Capisco che per carità l'utilizzo del contante incentiva il nero, per carità, e secondo me il limite dei 2.000-3.000 euro poteva essere interessante, portarlo a 10.000 forse adesso non è proprio una priorità di questo momento. Allora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, voi continuate a scriverci perché altri messaggi sono arrivati, lo sottoporremo insomma, ai nostri ospiti subito dopo e poi continueremo a parlare di educazione finanziaria tra poco. Di nuovo in diretta con Economai FVG, puntata dedicata all'ABC del risparmio, questo è il titolo che abbiamo scelto per la trasmissione di questa sera, partendo insomma da Edufin Index, l'osservatorio di Alleanza Assicurazioni che è stato presentato oggi e che ha tracciato una figura insomma, che mette in luce insomma, il fatto che gli italiani non ne sanno tantissimo di finanza. Direttore, abbiamo detto un po' quello che è il rapporto, abbiamo visto anche dallo studio ci sono delle categorie che sono indubbiamente svantaggiate, persone con meno grado di scolarizzazione, le casalinghe, gli anziani, ecco da questo punto di vista ci sono dei corsi, delle attività anche che fa la vostra banca in qualche modo per poterli educare anche quando vengono allo sportello, visto che lo sportello è rimasto comunque uno strumento di rapporto cliente-banca. Certo. Ma vedevo proprio qualche giorno fa alcuni dati che mi sono stati sottoposti, c'è proprio per quanto riguarda la gestione degli investimenti il cosiddetto questionario MiFID, normativa di natura europea, il questionario che deve essere fatto proprio per capire le caratteristiche, la profilatura che hanno i singoli risparmiatori. Bene, della clientela di Banca di Cividale circa il 30% dichiara di avere una conoscenza medio-bassa. A questo dato deve essere evidentemente poi abbinato anche la modalità di investimento che hanno le persone. Allora, come già dicevo prima, i nostri collaboratori cercano in tempo reale, momento per momento, di dare tutte le informazioni, dare una sorta di cassetta degli attrezzi alle persone in modo da andare ad indirizzare nella maniera più opportuna i risparmi. Nel contempo teniamo delle lezioni nelle scuole, dei diversi gradi, in modo particolare le scuole superiori, ma anche in università. E poi, cosa interessante, con dei centri anziani, l'Università della Terza Età, abbiamo fatto dei corsi proprio di educazione spicciola per come utilizzare ad esempio tutta la parte online, come cercare di evitare le truffe. Abbiamo investito molto nella formazione di tutti i nostri collaboratori perché siano molto attenti anche a dare indicazioni alla nostra clientela lì dove ci si dovesse trovare di fronte ad un'ipotesi di truffa, e devo dire che questo ha anche portato vantaggio alla clientela perché ci sono stati diversi casi in cui disposizioni di bonifico che non erano certamente disposte dalle persone stesse, dalla
dalla nostra clientela, si è riusciti ad intercettarli e a non effettuarli e di conseguenza ad evitare la truffa. Intanto qui da casa scrivono e dicono: ma il direttore dice viva le carte di credito, ma è normale pagare un caffè con la carta, una bottiglietta di acqua da €1? È giusto, tanto che le banche si arricchiscono. No, direttore, ci scrivono. Ma per quanto riguarda le carte di credito, le commissioni vanno anche a qualcun altro, ai soggetti gestori delle carte. Condivido il fatto che debba esserci un abbattimento dei costi. Ci sono dei costi derivanti dalla gestione di tutta l'infrastruttura informatica che comunque devono essere tenuti in considerazione. Va detto che per quanto riguarda il consumatore, pagare il caffè con il bancomat o con la carta di credito non ha alcun costo aggiuntivo rispetto al costo del caffè stesso. È chiaro che in quel caso lì paga naturalmente il commerciante. Puschiasi, su un aumento da 217 a 262 euro della rata del mutuo di casa da un mese all'altro, come è giustificabile? Ci scrive Cristiano da Udine. Stiamo vivendo un periodo che sta registrando un'oscillazione all'insù di quelli che sono i tassi di interesse. Ovviamente di questo tema abbiamo già iniziato a parlarne ancora mesi fa, proprio alla luce di quell'annunciato rialzo, il primo dell'estate, da parte della BCE dei tassi. La domanda che ci viene posta sempre è anche quella di come comportarsi, quindi come scegliere un mutuo nel momento in cui ci si approccia magari all'acquisto della casa, e quindi se scegliere un mutuo a tasso fisso, un mutuo a tasso variabile, un mutuo con cap. E poi l'altro tema è: ma chi ha già un mutuo, che cosa deve fare? Allora, ovviamente le situazioni sono tanto variegate e tanto diverse, come veniva anche ricordato prima. Quindi è importante, per noi è difficile dare un'informazione generale su bisognerebbe magari la che tipologia. ci scrivesse magari che tipo di tipologia assolutamente di mutuo sì, e capire ha, quindi se ci possono essere in altre banche o nella stessa banca delle soluzioni alternative. Un altro dato che emerge dall'osservatorio è quello che, insomma, visto che gli italiani non ne sanno molto, nell'80% dei casi si rivolgono a delle figure professionali. Ecco, Fumei, naturalmente questo è il suo lavoro e quindi ben venga che le persone si rivolgano a lei. Ecco, qual è il grado di consapevolezza che lei riscontra nel lavoro di tutti i giorni? Allora, devo dire che negli ultimi 20 anni ho notato personalmente un notevole arricchimento della cultura finanziaria della mia clientela, ma non certo solamente per merito mio, ma anche per merito dell'utilizzo di strumenti finanziari diversi che chiaramente ha fatto in maniera di incentivare anche le persone ad informarsi. Come dicevo prima, non solo i BTP, no? E evidentemente le statistiche generali relative alla cultura finanziaria in Italia ci mettono al penultimo posto prima di Malta, e questo è un dato che da una parte è relativo a quello che dicevo prima della scarsa incentivo a valutare strumenti diversi dai titoli di Stato. Il secondo è anche quello proprio del reddito pro capite in Italia, che è assolutamente più basso di altri paesi, con reddito disponibile molto basso, che evidentemente non incentiva il risparmio e quindi neanche la domanda su questo. Per quanto riguarda noi consulenti, tra l'altro noi abbiamo un'associazione dei consulenti che si chiama ANASF, è l'associazione dei consulenti finanziari. Noi abbiamo un programma di incentivazione alla cultura finanziaria che si chiama Economicamente con la A, la chiocciola, e andiamo nelle scuole in tutta Italia ormai da qualche anno, nelle quarte e nelle quinte in particolare, a fare formazione ai giovani di oggi, perché noi riteniamo che effettivamente quello che sta succedendo oggi ai giovani è che escono dalla scuola, continuano ad uscire dalla scuola senza cultura finanziaria di nessun tipo. Li vedete anche nell'immagine dove siamo posizionati con l'Italia, siamo proprio al penultimo posto. E secondo me la questione è proprio che la scuola non dà questo tipo di informazioni, ma quello che è grave sono le informazioni di base anche che non riescono a passare, tipo, non so, il tasso di interesse, l'inflazione
cosa succede su 1.000 euro fra 2 anni di inflazione al 2%? Le risposte sono assolutamente impossibili. No? Cioè, e quindi questa informazione di base noi riteniamo di darla assieme a quella che riguarda la pianificazione finanziaria del futuro, nel senso della previdenza, che è estremamente importante perché prima tu versi e più alto sarà il montante che poi preleverai. Quindi la cultura purtroppo è ancora bassa, al nord Italia la vediamo sicuramente molto superiore che al sud, negli uomini superiore alle donne, per motivi adesso che non stiamo qui a... ma non perché le donne siano meno, è che le donne, tante donne sono casalinghe, non hanno un interesse specifico, eccetera. Nelle donne lavoratrici la cultura finanziaria è elevata come quella degli uomini. Al nord, posso dire, nella classifica, avevo mandato una classifica, non so se potete farla vedere. Sì, vediamo la regia se la recupera. Sì, il Friuli Venezia Giulia è ai primi posti in Italia a livello di conoscenza della finanza, diciamo, comportamentale e anche della finanza spicciola di investimento. Ecco, quindi direi che purtroppo abbiamo molta strada da fare e la strada sarà lunga. Siamo arrivati tardi, quello che sta succedendo a livello di truffe, quello che sta succedendo anche a livello di risparmiatori che in questo momento si trovano anche quei titoli di Stato che perdono il 25-30% e non se ne sono accorti, è dovuto proprio alla scarsa capacità di valutare una diversificazione corretta che negli investimenti deve essere sempre osservata, come faceva notare il direttore. È una cosa normalissima che però molti non fanno, proprio perché il mantra è quello del BTP, del titolo di Stato, eccetera, eccetera. Però purtroppo il mondo è globale, non esistono solo i titoli di Stato italiano, esistono, poi anche in Italia ci sono tanti strumenti di investimento, bisogna conoscerli. Capisco che è una cosa tecnica, rivolgetevi alle banche o ai consulenti che sicuramente vi sapranno dire qualcosa di più. Un altro aspetto che abbiamo sentito è il discorso dei giovani che si informano attraverso internet, attraverso le app e soprattutto che rispetto alla media investono di più nelle criptovalute. Allora Puschiasi, siccome abbiamo avuto dei casi molto importanti, non che le criptovalute magari siano un male di per sé, però forse lì in questo momento quello che succedeva, magari che è successo con le banche venete, che era molto più spicciolo, adesso lo stiamo vedendo insomma, con le criptovalute che sembrano un miraggio al quale insomma, le persone si affidano credendo di fare grandi guadagni e che poi insomma, portano a grandi perdite. Un telespettatore adesso qua ci scrive: ma le criptovalute sono una cosa seguita tanto dai giovani ma che ora è in calo forse di valore ma non di attenzione, perché insomma, l'abbiamo visto insomma, sul territorio quanto stanno facendo dei danni, truffe che riguardano le criptovalute. Ecco. Sì, diventano un po' delle mode e sinceramente quando inizio magari ad andare al bar per bere un caffè e sento due persone, due signore anziane al tavolino che parlano di criptovalute, inizio ad avere qualche brutta sensazione e questo purtroppo mi è capitato. Quindi diciamo per approcciarsi a quel tema ci vuole sicuramente una grande preparazione e non è ovviamente da tutti, ci vuole una grande cultura finanziaria e ci vuole molta consapevolezza che ovviamente si può perdere anche tutto. Le truffe riguardano fattispecie criminose, quindi riguardano delle realtà che spacciano diciamo, la possibilità di poter investire i propri risparmi appunto su piattaforme che poi investono a loro volta in queste criptovalute. Abbiamo aperto sì, notizia di oggi, insomma mi anticipa, ma insomma è bene sottolinearla. Abbiamo aperto proprio oggi uno sportello in provincia di Pordenone, che è uno sportello pilota, in collaborazione con il comando della Guardia di Finanza di Pordenone e con l'Anfi, sempre di Pordenone, dove raccoglieremo quelle che sono le segnalazioni dei consumatori, ovviamente su truffe in criptovalute che purtroppo hanno coinvolto anche massicciamente quella provincia, ma anche la provincia di Udine in realtà, e anche ovviamente su altre fattispecie criminose. Vogliamo diventare un presidio in regione per la legalità e per la prevenzione anche di questi reati,
Quindi proprio oggi, grazie anche alle istituzioni presenti, quindi alla Regione, al Comune di Pordenone, alla Prefettura, alla Camera di Commercio, abbiamo sancito questa collaborazione per realizzare anche dei corsi, dei seminari informativi in collaborazione anche con l'università, al fine di ovviamente aumentare la consapevolezza e la conoscenza da parte delle persone, in questo modo cercare di far sì che la persona sia il primo presidio per la legalità, quindi riesca a fermare comportamenti illeciti. Tra l'altro, insomma, primo protocollo del genere in Italia, e quindi complimenti per questo. Anche notizia, insomma, di servizio, mi pare sia aperto il mercoledì, tutti i mercoledì, in via dell'Autiere, dove c'è di fatto il comando provinciale della Guardia di Finanza di Pordenone, nella sede dell'Anfi. Dalle 10 alle 12 e ci sono i volontari dell'Anfi che risponderanno alle domande dei consumatori. Ovviamente recarsi lì, anche se può fare un po' di soggezione, sì, è assolutamente in forma anonima, quindi non è che viene segnalato il caso o si apre una denuncia, ma vengono indicate quelle che sono le soluzioni di tutela per poi scegliere la strada da percorrere. Grazie, allora ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria, restate con noi perché qui stanno arrivando tantissimi messaggi, quindi sono molte le questioni che state ponendo e che insomma girerò ai nostri ospiti a tra poco. Ancora in diretta con Economai FVG, ultima parte, parliamo di educazione finanziaria questa sera e stiamo facendo anche noi un po' nel nostro piccolo di educazione finanziaria grazie ai nostri ospiti e grazie alle domande che arrivano da casa. Questa è sicuramente per Mario Fumei. Buonasera, considerando l'aumento dei tassi di interesse al 2% e il crollo dei mercati finanziari, potrebbe essere il momento giusto per investire in azioni growth su borsa italiana? Alessandro Zambon da Trieste. Azioni? Growth. Questo significa insomma anche una certa dimestichezza nei linguaggi dei nostri telespettatori. Sì, no, capisco che... Così spiega anche che cosa sono queste azioni. Sì, le azioni growth sono quelle ad alto potenziale di crescita, diciamo così. Growth in inglese vuol dire crescita. Io direi a questo risparmiatore che in effetti tutte le idee sono buone, il problema di diciamo, riuscire a prendere il timing giusto per l'investimento o per il disinvestimento è una pura chimera e ve lo dice uno che è 40 anni che è sul mercato, perché è veramente molto difficile, non sto parlando di me, sto parlando degli operatori specializzati che sono tutto il giorno lì. Quindi direi che l'idea è anche buona, va attuata in maniera ponderata e parziale con un piano di accumulo. Io questo rispondo, cioè accumulando nel tempo, perché facendo così si prende una media, no, dei prezzi e quindi è difficile sbagliare timing e potrebbe essere questa un'idea, accumulando una percentuale del proprio portafoglio su quel tipo di strumento. Sì, domanda un po' provocatoria questa. Come fanno le banche a educare sull'utilizzo di strumenti finanziari quando non riescono loro stesse ad amministrare le proprie risorse e lo Stato spesso deve intervenire per ripianare o riparare? Chiediamo a Puschiasis intanto, poi sentiamo anche il direttore magari. È una domanda complicata questa. Noi da sempre diciamo che l'educazione finanziaria deve essere fatta da organismi indipendenti o comunque deve essere fatta da istituti bancari assieme alle associazioni dei consumatori. È molto importante che ci sia questa collaborazione appunto nella formazione, perché lasciare in mano a una banca l'educazione all'interno di una scuola, e abbiamo avuto in passato casi dove addirittura sono stati rappresentati in maniera molto puntuale quelli che erano i servizi dedicati agli studenti da quella determinata banca, insomma riteniamo che sia pericoloso, ma anche che configuri una pratica commerciale scorretta. Quindi
Sicuramente insomma, noi continuiamo a propendere per un'informazione che sia più oggettiva possibile, che sia portata avanti da Banca d'Italia, da Consob, dalle associazioni dei consumatori e ovviamente insomma, in collaborazione anche col sistema bancario, perché non si può prescindere da quello. Insomma. Prima o poi ciascuno di noi deve entrare in una banca o entrerà in una banca, quindi è giusto anche che abbia un confronto insomma, cammin facendo nella propria vita. Certo, delle banche insomma, non si può fare a meno. Direttore, su questo fronte chiaramente anche le banche sono delle società, alla fine qualcuna naturalmente inciampa anche, ecco, da questo punto di vista, lo abbiamo visto e giustamente il telespettatore chiede ma com'è possibile che una banca, no, si ritrovi a fallire, tra virgolette. Certo. Beh, ecco, va detto che le banche che sono fallite, che hanno avuto problemi proprio per questioni specificatamente legate alla gestione della banca stessa, sono veramente poche. Le banche che hanno avuto problemi è perché le attività che venivano messe in atto andavano ben al di là della gestione caratteristica della banca stessa. Poi evidentemente anche le banche sono aziende e ci possono stare degli errori. Va anche detto che in alcuni casi sono intervenute le risorse pubbliche, le risorse dello Stato, nella stragrande maggior parte dei casi le banche stesse sono intervenute mettendo a disposizione delle risorse delle banche medesime, per cui ecco, anche questo va ricordato. Io credo che ci troviamo di fronte ad una tematica, ad un argomento che ha molte angolazioni e molta complessità, per cui dal mio punto di vista è da lodare un'iniziativa come quella che veniva ricordata oggi, dove c'è una molteplicità di soggetti che ha visioni diverse, che ha angolature di attività diverse, che si mettono assieme e congiuntamente in modo trasparente riesce a fare un'attività di educazione, si diceva prima, di alfabetizzazione, perché è proprio di questo che c'è bisogno. Perché comunque la tematica economica finanziaria è una questione che uno voglia, che uno non voglia, entra, determina e dalla quale dipende molto della vita delle singole persone, per cui meglio attrezzarsi, meglio avere l'umiltà, come quando uno sta male va dal medico, così nel momento in cui c'è da decidere un investimento, c'è da decidere qualsiasi tipo di attività in ambito economico, a farsi consigliare da soggetti, da persone che siano preparate per fare questo tipo di lavoro. Si diceva prima anche degli investimenti, mi ritrovo molto con quello che veniva detto anche in termini di piani di accumulo. Ecco, direi che se uno ha 10.000 euro che deve investire, sì, l'unica cosa che non deve fare è mettere quei 10.000 euro lì, soprattutto se sono gli unici 10.000 euro che ha a disposizione, in un unico strumento finanziario. Questo assolutamente è una cosa che non va fatta. Ancora per Fumei, investire diamanti ha senso? Sarei tentato, ma temo la fregatura. Anche qui abbiamo sentito le truffe dei diamanti. È sconsigliato oppure c'è anche qualcosa di buono? Un diamante per sempre, dice la pubblicità. Sì. Invece non è così, perché in effetti poi, a parte che consiglierei di stare molto lontani da queste offerte, ma c'è un fattore che può essere anche, chiamiamolo, diciamo abbastanza truffaldino, ma può esserci anche un fattore tecnico, cioè lo spread, cioè la differenza fra denaro e lettere, cioè prezzo di vendita e prezzo di acquisto del diamante è estremamente elevato. Cioè tu puoi comprare un diamante a 10, lo compri a 10 e lo vendi a 7, ma nello stesso giorno, quindi è un puro Può succedere sogno. anche il contrario ogni tanto, che lo compri a 7 e lo vendi a 10, o è più raro? No, non succede mai col diamante, visto. Anzi è sempre il contrario. Quindi voglio dire, è una diversificazione che trovo assolutamente poco fruibile, diciamo poco conveniente, se non truffaldina, e se uno vuole comprarsi il diamante e regalarlo alla moglie, va bene, ma però per il resto direi che andare a comprare diamanti ha poco senso. Oro? L'oro è un'altra cosa, perché l'oro ha una quotazione specifica,
Qui è un po' diverso perché il diamante non ha una quotazione, diciamo la verità. Poi il diamante dipende dalla caratura, eccetera, sono tante cose. L'oro anche dipende dal livello di raffinazione, però diciamo che è abbastanza comprensibile. L'oro costituisce un investimento che non dà mai interessi, però indubbiamente in caso di un cataclisma mondiale potrebbe essere una risorsa. Ovviamente se uno nel portafoglio vuole metterci il 5% di oro, direi che può anche essere ragionevole. Non c'è solo l'oro fisico, c'è anche l'oro che viene commercializzato con gli cosiddetti ETC, che sono degli strumenti che hanno sotto l'oro fisico. Potrebbe essere anche un'idea di mettere in portafoglio qualcosa del genere, però indubbiamente se noi guardiamo il grafico dell'oro negli ultimi 20 anni, lo mettiamo in comparazione col grafico delle obbligazioni e delle azioni, è completamente perdente. Quindi direi puoi metterlo con una percentuale limitata nel portafoglio. Una domanda per Barbara Puschiasis. Mi hanno contattato più volte al cellulare proponendo trading online. Credo sia una truffa, ma si presentano bene. Un saluto da Casarsa. Sì, solitamente chiedono di fare un primo investimento di 250 euro e poi di provare appunto la piattaforma di trading. Incredibilmente questi 250 euro raddoppiano o triplicano e quindi poi il consumatore viene subito richiamato da questo consulente e viene indotto a versare altre somme. Ovviamente gli ulteriori versamenti non sono più di 250 euro, ma vengono richiesti in versamenti importanti. Si tratta di, abbiamo casi dove siamo arrivati addirittura a 250.000 euro versati su queste piattaforme, cammin facendo, anche con degli stratagemmi insomma abbastanza curiosi, nel senso che all'inizio viene detto insomma, faccia ulteriori bonifici, vede che stanno andando bene questi investimenti, il capitale sta aumentando, quindi insomma i frutti ci sono. Tutto bello. No? Poi a un certo punto il consumatore dice sì, però io avrei bisogno di liquidità, avrei bisogno quindi di disinvestire una parte e incredibilmente in quel momento mi dicono no, guardi in questo momento lei non può assolutamente o altrimenti se vuole la liquidazione di una parte deve prima anticipare un 30% di imposte sul capitale e quindi viene chiesto un altro bonifico. Fatto quel bonifico lì, poi gli viene detto, no, però guardi che deve pagare anche le tasse estere, cose stranissime, tasse estere per poter smobilizzare l'investimento e lì un altro 40% viene chiesto. Quindi diventa un vortice. Nel momento in cui il consumatore si rifiuta totalmente di fare qualsiasi pagamento, allora iniziano le minacce. Quindi è capitato in diversi casi che questa persona al telefono abbia detto guardi che se lei va a denunciare quello che le è successo, anche lei purtroppo verrà indagato perché ha trasferito i suoi soldi all'estero. E quindi è vero o no? Assolutamente no, denunciamo immediatamente, non c'è nessun rischio in questo senso, anzi, quindi gli unici a rischiare sono coloro che si sono presi i vostri soldi. Dobbiamo essere in questo molto determinati, le forze dell'ordine sono dalla nostra parte. Quindi... E quindi denunciate assolutamente, ma subito, senza aspettare insomma, che vi chiedano altri soldi. Siamo in chiusura, un'ultimissima domanda che ci fa un telespettatore è questa. Ci sono sempre più piattaforme di crowdfunding online dove è possibile investire sia su quote di start-up che prestare denaro con tassi di interessi interessanti alle piccole imprese. Cosa ne pensate di questo nuovo tipo di investimento non tradizionale? Chi risponde? Fumei. È uno degli investimenti alternativi interessanti che i risparmiatori possono percorrere per diversificare il proprio investimento. Invece di fare la finanza tradizionale, gli immobili, l'oro, c'è anche questa possibilità di investire sul mercato reale. I rischi ovviamente ci sono, quindi bisogna guardare, non sono truffe, sono delle operazioni che negli ultimi 7-8 anni sono emerse, all'estero sono già presenti da molto tempo,
Il crowdfunding può anche essere rivolto a investimenti sull'immobiliare o investimenti sulle start-up o società che devono crescere. Ovviamente, ripeto, il livello di rischio è elevato, ma anche il rendimento è elevato. Come dicevano prima, è un rapporto rischio-rendimento è sempre molto proporzionale. Comunque diciamo che Però si può fare. Si può fare. Ultimissima domanda, non siamo riusciti a leggere tutti i messaggi, la faccio al direttore Crosta. Buonasera, un consiglio sui buoni fruttiferi. I buoni fruttiferi rappresentano sicuramente, sempre nell'ottica della diversificazione, sicuramente un ambito di investimento interessante. Sono, come si sa, offerti dalle poste, hanno anche una tassazione agevolata, per cui ci sta anche lì. Poi ce ne sono di varie forme, bisogna vedere i tempi per rendere liquido l'investimento che viene effettuato, perché alcuni hanno scadenze ben determinate, fatto salvo magari non riuscire subito a rientrare in possesso di tutto il capitale, però è una forma sicuramente che dà determinate garanzie. Grazie, allora noi abbiamo cercato di fare un po' di educazione finanziaria anche in studio, questa sera ci siamo riusciti grazie a 3 esperti che sono stati qui con noi: Mario Crosta, direttore generale di Civibank, Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi, e Mario Fumei, private banker della Fineco. Grazie ai tecnici in regia, Simone Caramaschi, Chiara Miscoria, Francesco Snidero. Grazie a voi per averci seguito e per averci anche aiutato con le vostre domande. Finisce qui questa puntata di Economy FVG, l'appuntamento è come sempre per giovedì prossimo. Grazie e buona serata. Questa trasmissione è stata offerta da Tecno 2.